Ben ritrovati, tanta cronaca all'interno di questa edizione del TG, ma cominciamo dai titoli. Maltrattati e segregati in casa, 4 anni di inferno per una donna e il fratello invalido, arrestato il compagno di lei, un 53enne di Torano nel Cosentino, le vittime trasferite in casa famiglia. Sfruttavano lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, 18 le persone denunciate, tra queste anche 3 proprietari di aziende situati tra Roseto e la Basilicata. Reggio Calabria sotto shock dopo l'omicidio del 59enne accoltellato dal figlio al culmine di una lite. Il giovane ha colpito il genitore con un coltello da cucina. Tenta l'inversione sulla SS 106 ma viene travolto da un'auto che sopraggiunge, l'anziano automobilista è morto in ospedale. Il memorandum Italia-Cina taglia fuori la Calabria, il porto di Gioia non tenuto in considerazione, il governatore scrive al Presidente del Consiglio. Crotone e Cosenza nella top 10 del Sole 24 Ore per il clima migliore e la qualità della vita, si tratta di città costiere, Cosenza unica eccezione. Corpose vittorie per la Regina e il Catanzaro, entrambe per 3-0, rende raggiunto nei minuti di recupero, pari positivo per la Vibonese a Viterbo. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura una terribile storia che arriva da Torano nel Cosentino. Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia con l'aggravante della crudeltà. L'uomo teneva segregati in casa la compagna e il cognato invalido. Quest'ultimo, pensate, era costretto a vivere con gli animali. Sentiamo. Sono stati i carabinieri a liberare dall'incubo una donna e suo fratello invalido a Torano Castello nel Cosentino. L'aguzzino, il compagno di lei, un 53enne che è stato arrestato. L'uomo accusato di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto con particolare malvagità. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, l'uomo si appropriava della pensione di invalidità riconosciuta al fratello della compagna, impedendo ad entrambi di allontanarsi da casa, li privava dei soldi e dei documenti, riportandoli nell'abitazione se cercavano di allontanarsi. Per il cognato invalido erano botte e bastonate se non svolgeva pesanti lavori nei campi. Gli uomini dell'Arma hanno definito disumane le condizioni della vittima, costretta a vivere insieme agli animali in una baracca priva di servizi igienici. Non andava meglio per la donna, picchiata selvaggiamente anche con un trapano e ridotta in uno stato di prostrazione. È stata però lei, alla vista dei militari arrivati in casa per un controllo, dopo una segnalazione al 112, a trovare il coraggio e raccontare l'inferno vissuto da 4 anni. La donna e il fratello sono stati trasferiti in una casa famiglia. Dal Tribunale di Cosenza il giudice per le indagini preliminari, viste le carte, ha emesso il provvedimento restrittivo per il 53enne. E c'è un'altra brutta storia, braccianti stranieri stipati nel portabagagli, denunciati 11 caporali sullo Ionio Cosentino dai finanzieri di Montegiordano. Vediamo. Eccolo uno dei braccianti stranieri sfruttati e stipati all'interno di furgoni. Sono 18 le persone, fra cui 3 proprietari di aziende site in Basilicata e 7 lavoratori stranieri non in regola, denunciate in stato di libertà dalla Guardia di Finanza di Montegiordano nell'ambito di un'operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina. Le fiamme gialle, durante un'attività di controllo nell'area urbana di Roseto Capospulico sullo Ionio Cosentino, hanno identificato 56 migranti reclutati in violazione dei contratti di lavoro e privi di permesso di soggiorno, fra loro pakistani, nigeriani, bulgari e romeni, trovati all'interno di 7 furgoni dentro ai quali erano stipati, qualcuno anche nel vano portabagagli in condizioni degradanti. Gli 11 caporali sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per il quale rischiano la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Secondo i primi accertamenti effettuati dai finanzieri, i lavoratori percepivano paghe nettamente inferiori a quelle previste dai contratti di categoria.
Beni per oltre 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza al gruppo imprenditoriale Bagalà di Reggio Calabria. Vediamo. Nuovo colpo al patrimonio del gruppo imprenditoriale Bagalà di Gioia Tauro, operante nel settore degli appalti pubblici. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e gli uomini dello Scico hanno sequestrato beni per oltre 7 milioni e mezzo di euro, provvedimento disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della DDA Regina. I sigilli sono stati apposti a 7 fabbricati di pregio a Gioia Tauro e Milano e 16 terreni agricoli tra Gioia Tauro e Tarianova. Il gruppo imprenditoriale, secondo gli inquirenti, sarebbe espressione della cosca Piromalli, che attraverso gli imprenditori ad essa riconducibili sarebbe riuscita a controllare il settore degli appalti indetti dai maggiori comuni della piana di Gioia Tauro e da altri enti. Il clan avrebbe inoltre riciclato ingenti somme di denaro derivanti da fondi neri creati attraverso attività economiche illecite. Il sequestro di oggi segue quelli eseguiti nei mesi scorsi nei confronti degli imprenditori ritenuti espressione della cosca Piromalli, a luglio per un totale di 115 milioni di euro e a gennaio per circa 4,6 milioni. Complessivamente il patrimonio sequestrato è di oltre 127 milioni di euro. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con le nostre brevi. Reggio è sotto shock dopo l'omicidio di Domenico Bova, il 59enne accoltellato dal figlio Simone di 28 anni al culmine di una lite avvenuta nella loro abitazione. Il giovane è stato arrestato dai poliziotti e portato in ospedale per le ferite che si è procurata ad una mano. Il 28enne al culmine di un accesso di verve ha preso un coltello da cucina colpendo diverse volte il padre. Indagini in corso da parte della polizia di Reggio Calabria per stabilire il movente dell'omicidio. Paziente muore, l'ascensore è un guasto e la salma rimane in reparto per l'impossibilità di trasferirlo in obitorio. È accaduto nell'ospedale di Serra San Bruno, nel Vibonese. Una manovra azzardata effettuata sulla statale 106 a Simeri Cricchi è costata la vita ad un anziano automobilista. L'uomo, 91 anni, era alla guida di una Fiat 500 e viaggiava in direzione Catanzaro quando ha tentato di effettuare un'inversione di marcia ed è stato centrato in pieno da un'altra auto che sopraggiungeva. Immediati soccorsi del 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale di Catanzaro, dove però è deceduto nel corso di un intervento chirurgico. Da in escandescenza aggredisce le forze dell'ordine, in manette un 40enne a Palmi. L'uomo è stato immobilizzato dopo l'intervento di carabinieri, poliziotti e vigili urbani. L'intervento è scattato dopo una telefonata alla centrale operativa che segnalava che l'uomo stava danneggiando mobili e proprietà di un condominio. L'uomo, dopo aver aggredito le forze dell'ordine intervenute, ha minacciato di aprire la bombola del gas e far esplodere la palazzina. Abitazione trasformata in un laboratorio per la lavorazione e lo smistamento di droga a De Castella, arrestato dalla polizia di Crotone un 33enne nell'appartamento rinvenute cocaina e marijuana. Cambiamo decisamente argomento, l'accordo Italia-Cina taglia fuori la Calabria e quanto denuncia il governatore Mario Oliverio. Il porto di Gioia Tauro dice non è tenuto in considerazione. Vediamo. Alla sua prima uscita pubblica il presidente Oliverio ci tiene subito a precisare che non sono mai andato via, quindi sono qui oggi. La Suprema Corte ha cancellato tutto quello che c'era da cancellare, ha rifatto giustizia, perché la verità, appunto, ho avuto modo di dirlo in più occasioni, è più dura delle congetture. Il governatore, partecipando ad un'assemblea della Lega Coop a Catanzaro, si è tolto un po' di sassolini dalla scarpa, ritornando sulla vicenda giudiziaria, rivendicando con forza l'onestà come linea guida del suo percorso amministrativo. Quando si coniuga con la giustizia, naturalmente la verità riconosciuta e acclarata dalla Suprema Corte, appunto, rende tutto più chiaro, tutto più nitido, come naturalmente è sempre stato. Ma l'argomento principe oggi è un altro, e cioè l'accordo Italia-Cina che di fatto taglia fuori la Calabria dal protocollo d'intesa economico. Avere escluso dalla via della seta il più grande porto di transshipment, di scalo merci d'Europa e del mondo, e tra i più grandi del mondo, è una scelta miope,
così come miope la scelta di avere tagliato fuori tutta la portualità del Mezzogiorno d'Italia. Oliverio ricorda di aver scritto al ministro Toninelli per la questione Gioia Tauro, ma di non aver avuto risposta. Non solo, ma si è deciso di scorporare l'autorità di sistema del porto di Gioia Tauro, cacciando dall'autorità di sistema i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni. Certo, oggi la Calabria insorge dopo aver constatato di essere stata tagliata fuori. Duole evidenziare che il porto di Gioia Tauro continua ad essere un'occasione mancata e che puntualmente ad ogni cambio di maggioranza del governo nazionale si susseguono fatue promesse e impegni non mantenuti. Ancora politica, ci spostiamo a Castrovillari per un incontro promosso da Forza Italia, vediamo. Regionalismo, a chi fa bene? Se ne è parlato a Castrovillari in un convegno organizzato da Forza Italia guidato dal commissario Liborio Blois ed intesa con il coordinamento provinciale diretto dal consigliere regionale Gianluca Gallo. Il regionalismo per i forzisti conferirebbe maggiore autonomia ma accresce divari esistenti penalizzando inevitabilmente le regioni del Sud Italia. Il regionalismo differenziato rischia di essere una bomba che esploderà soprattutto sul Mezzogiorno. I diritti civili e sociali, oltre che quelli che riguardano la salute, devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. E già oggi non è così, perché al sud questi diritti non sono garantiti come sono garantiti invece al nord. Per il commissario provinciale forzista Gianluca Gallo è importante rilevare e censurare i rischi insiti in un regionalismo come quello perseguito da alcune regioni del nord che potrebbero accentuare e rendere permanente il disegno di un'Italia a due velocità, con il sud ridotto sostanzialmente a ruota di scorta e per molti versi ulteriormente depauperato di risorse e possibilità. Questo potrebbe accadere in uno Stato nel quale ogni servizio è perequato, ogni servizio è allo stesso livello, ma in un Mezzogiorno disastrato, come è stato disastrato negli ultimi decenni, anche in termini di minori finanziamenti, non è possibile. Quali sono le vostre proposte in merito? Innanzitutto è quella di immediatamente rivisitare il concetto della spesa storica, valutando quali sono invece le reali esigenze delle popolazioni, i numeri degli abitanti, eccetera, per avere un'assicurazione di sistemi sociali di fatto adeguati in tutta Italia. E ci spostiamo a Crotone, dove il sindaco ha incontrato gli imprenditori danneggiati dal maltempo del novembre scorso. Vediamo. Nella sala consiliare per decidere le strategie utili a ottenere la giusta attenzione per il territorio e gli imprenditori colpiti dall'ondata di maltempo che nel novembre scorso ha danneggiato strutture e attività della zona commerciale e industriale. Il sindaco pugliese ha convocato gli imprenditori colpiti dagli eventi calamitosi del 20-25 novembre scorso, dopo che, nell'immediatezza degli eventi, l'amministrazione comunale aveva attivato tutte le procedure di propria competenza, la ricognizione e la quantificazione dei danni. I nostri imprenditori non possono essere lasciati o abbandonati a una valutazione, lasciatemelo dire in questo momento, non consona dello stato reale delle cose fatta dalla protezione civile. Almeno a sentire la denuncia fatta dagli imprenditori che non avrebbero ricevuto la visita da parte della Protezione Civile Nazionale, che sarebbe una cosa gravissima. Quindi mi permetto di chiederò immediatamente alla Protezione Civile Nazionale gli atti relativi a questi sopralluoghi per capire chi, cosa, dove e quando sono stati visitati e in relazione a che cosa è stato emesso questo documento dell'11 marzo che recita che non c'è lo stato di emergenza per gli eventi del 25 novembre. Il primo cittadino ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico regionale aperto a tutte le rappresentanze istituzionali del territorio ed è stato redatto e condiviso un documento nel quale l'amministrazione propone la predisposizione di una relazione unica sottoscritta da comune e associazioni di categoria che rappresenti al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero del Sud le conseguenze subite dal tessuto imprenditoriale crotonese in seguito agli eventi calamitosi. La relazione dovrà specificare i settori produttivi coinvolti, gli effetti in termini di indotto, le conseguenze a livello occupazionale, i danni strutturali per ogni singola impresa. Sono stati danni che hanno coinvolto tutta la struttura aziendale, i capannoni in modo particolare, e i tetti dei capannoni sono stati completamente divelti, sbrindellati.
è stato necessario rifarli integralmente. Abbiamo avuto un danno abbastanza importante a un impianto fotovoltaico da 120 kW che era appena stato realizzato. Dal giorno dopo ci siamo immediatamente dati da fare, abbiamo subito fatto una stima, come dire, approssimativa. In quel momento abbiamo subito acquistato il materiale necessario per rifare le opere e con l'ausilio dei mezzi propri e di altre aziende abbiamo subito cercato di rimettere in funzione almeno la parte, quella più importante, quella delle coperture, la parte strutturale, quella delle macchine danneggiate. Tra l'altro ancora ci sono alcune cose che vanno riparate, ma sono cose secondarie e lo faremo in un secondo momento, quando sarà possibile. Si proporrà ai ministeri che hanno specifica competenza di concedere una moratoria per almeno 3 anni sulle imposte del governo centrale e inoltre di prevedere agevolazioni fiscali in termini di esenzioni di imposta o crediti di imposta per investimenti destinati alla ristrutturazione aziendale, inoltre sgravi contributivi sui lavoratori e accesso a un fondo di garanzia per l'accensione di finanziamenti destinati alla ristrutturazione aziendale e comunque garantito dalla Regione Calabria. Parliamo adesso di qualità della vita, il clima migliore in Italia. Il Sole 24 Ore a sorpresa inserisce nella top 10 2 città calabresi che sono Crotone e Cosenza. Vediamo. Crotone e Cosenza viaggiano insieme non solo nello sport e nella serie cadetta, ma eccole si ritrovano nella top 10 delle città italiane con il clima migliore, stilata dal Sole 24 Ore in occasione del 30° anniversario della tradizionale classifica della qualità della vita, che sarà pubblicata come consuetudine dal quotidiano economico-finanziario a fine anno. Crotone occupa il 7° posto, Cosenza il 9°, un risultato che è arrivato dal confronto sulle performance climatiche dei 107 capoluoghi di provincia, realizzato attraverso l'esame di 10 indicatori come ore di sole, ondate di calore, umidità relativa e raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge, nebbia, da cui emerge il gradimento del clima da parte della popolazione. Sul podio città come Imperia, Catania e Pescara. Le città sono tutte costiere, unica eccezione è Cosenza. Per quanto riguarda le altre città calabresi, Catanzaro si piazza al 23° posto, Reggio al 29°, chiude Vibo al 64° posto. Ora parliamo di un approfondimento sull'antico Egitto, l'iniziativa dell'Associazione Scola Italica a Renne. Vediamo. La civiltà egizia dove tutto ebbe inizio. A Rende, presso l'Hotel San Francesco, l'associazione Scola Italica ha organizzato un convegno pubblico di studio sull'antico Egitto con la partecipazione di numerosi docenti universitari provenienti da tutto il mondo. Io credo che parlare della matematica dell'antico Egitto e della medicina dell'antico Egitto, questi sono 2 aspetti entrambi molto importanti, perché in realtà loro avevano fatto delle piccole scoperte ma che precedono di gran lunga il mondo greco. Semplice tutto il tema dell'Egitto va molto legato al tema esoterico. Il secondo appuntamento che si svolge in città e che richiama luminari provenienti dal Paraguay, dalla Romania, dalla Spagna, dall'Andorra e dalla California. Mi rendo conto attraverso questo studio come c'è stata un'involuzione. Perché la donna nell'antico Egitto è interessante notare come avesse parità di diritto, non doveva lottarsi la parità. La donna era faraone, la donna era magistrato, la donna raccoglieva attorno a sé tanti consensi. This is a very important event that, Questo è un evento molto importante che mette insieme molti paesi e molti studiosi e per me è bellissimo. Cosenza è bellissima. Fascino dell'antico che rivive e apre nuove frontiere, queste le tematiche affrontate nel convegno organizzato e voluto dal presidente nazionale della Scola Italica. Di convegni come questi ce ne vorrebbero tanti. È una civiltà talmente antica e talmente vasta che un solo convegno non basta. Ancora per la cultura, a Cosenza è inaugurata la biblioteca intitolata a Luigi Pellegrini. Vediamo.
Contiene quasi 8.000 volumi, in buona parte dedicati alla Calabria. Ci sono anche opere molto rare e tutte le pubblicazioni della Pellegrini Editore. È la biblioteca Luigi Pellegrini, inaugurata sabato scorso, a quasi un anno dalla morte del fondatore della casa editrice. Una biblioteca che è un vero regalo alla città di Cosenza. Per questo è stata accolta con grande favore anche dall'amministrazione comunale. La biblioteca, è il caso di sottolinearlo, è visitabile e consultabile gratuitamente, perché questo era il volere di Luigi Pellegrini, come ci ricorda il figlio Walter. Nasce questa biblioteca a distanza di un anno dalla morte di papà come realizzazione di un suo grande desiderio. Un desiderio che mi fu manifestato diverse volte, che però trovai in una sua lettera indirizzata proprio a me, dove mi chiede di conservare i suoi libri perché sono di grande importanza. Allora, insieme a tutta la famiglia, abbiamo pensato di poter realizzare questa biblioteca e donarla come voleva lui alla città, offrendo tutti i servizi bibliotecari gratuitamente. Lo sport adesso, corpose vittorie per la Reggina e il Catanzaro, entrambe per 3-0, rende raggiunto nei minuti di recupero, pari positivo per la Vibonese a Viterbo. Vediamo. Calabria amara per le siciliane, Catanzaro e Reggina si fanno un favore a vicenda battendo Catania e Sicula Leonzio. La squadra di Auteri si mette alle spalle le 3 sconfitte consecutive, regolando un avversario ostico che fino all'espulsione di Aquilanti ha tenuto testa ai giallorossi con un atteggiamento rinunciatario ma produttivo grazie alle ripartenze veloci. Nella ripresa il contatto tra il difensore siciliano e Bianchimano ha costretto gli ospiti alla inferiorità numerica. Il gol di Signorini, bravo a svettare di testa dal centro dell'area, ha rotto l'incantesimo da lì in poi per i padroni di casa. È stato tutto più facile. Con la Sicula costretta ad attaccare per rientrare in partita, Dursi e Fischnaller hanno trovato gli spazi giusti per confezionare la rete del raddoppio. Il tris è arrivato ancora sul calcio d'angolo con la deviazione di Fischnaller che ha beffato Pana. Diversa per dinamica la gara del Granillo, lo strapotere della Reggina ha sorpreso tutti, soprattutto il Catania, che non si aspettava un avversario così arrembante e determinato. Una foga agonistica che ha portato al vantaggio quasi immediato, siglato da Strambelli, autentico mattatore del match. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, ma con gli etnei incapaci di creare situazioni di pericolo per la porta di Confente. A inizio ripresa il raddoppio degli Amaranto su calcio di rigore concesso per la trattenuta di Silvestri su Dumbia e trasformato da Bellone. La Cineteca e il tris di Strambelli, pallone bello da fuori area che scavalca Pisseri e fa esplodere il Granillo. La viterbese prova a scappare ma la Vibonese risponde. Nel primo tempo gli ospiti sfiorano il gol con Obodo che di testa colpisce il palo. Poi nella ripresa il vantaggio laziale siglato da Polidori che svetta al centro area e batte Zaccagni. La punizione di Scacca Barozzi riporta il risultato in parità. La Vibonese cresce ma incassa un altro gol su azione personale insistita di Bismarck che entra in area e trova di nuovo vantaggio. E ancora Scacca Barozzi a propiziare il definitivo pareggio dei calabresi. Stavolta però il calcio di punizione serve a guadagnare il rigore che Obodo trasforma nel prezioso punto playoff. Ancora più rocambolesca la gara tra Rende e Cavese. I biancorossi stavolta segnano e come, ne fanno 3 contro i campani in soli 26 minuti. Già in avvio Negro e Goretta mostrano un'ottima vena, ma è a UA a sbloccare il risultato entrando in area di sinistra e scaricando in rete. Il raddoppio è immediato, Viteritti sfonda a destra e Negro deposita alle spalle di De Brasi. Il rende travolgente, costruisce altre palle gol fino al tris firmato ancora da Michael Negro. Partita chiusa neanche per sogno. Poco dopo la mezz'ora Fella accorcia le distanze approfittando di un'incertezza del reparto difensivo. Nella ripresa i biancorossi hanno la possibilità di chiudere il match, ma Goretta non riesce a battere De Brasi dagli 11 metri. Nel finale si concretizza la beffa. Il rende si schiaccia e la Cavese trova la seconda rete ancora con Fella. Nel recupero Bacchetti pareggia i conti, completando la rimonta in una gara che i biancorossi avevano in pugno fino a 4 minuti prima. Chiudiamo con le previsioni del tempo. L'inizio di settimana sarà caratterizzato dall'arrivo di una discesa di aria artica favorita dall'arretramento verso ovest e l'innalzamento verso il nord Europa dell'anticiclone che ha garantito una fase stabile nei giorni scorsi. I primi effetti della suddetta discesa sulla nostra regione si avvertiranno nel corso della giornata di martedì, ma il peggioramento entrerà nel vivo da mercoledì con piogge sparse e temperature in calo. Domani irregolarmente nuvoloso su Cosentino,
con possibili piogge in particolare su Pollino Sila e aree limitrofe. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso, senza fenomeni degni di nota. Temperatura in calo. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente mossi, con venti dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e di direzione variabile sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in mezzo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.